Benvenuti in questa recensione del bel Friuli. Cominciamo subito dall'inizio. Oggi andremo a recensire tre episodi, no, quattro addirittura episodi. Quattro episodi andremo a recensire, quindi ci sarà tanta carne al fuoco, ci sarà tanto di cui parlare. Cominciamo subito dall'episodio numero 10. Allora, innanzitutto, in questo episodio numero 10 siamo nell'episodio post-rapina, laddove abbiamo avuto Pino Esposito che ha verificato un po' la situazione per quanto riguarda la rapina che c'è stata, ha verificato chi è stato a rapinare questa banca. E, tra l'altro mi ha fatto molto ridere perché Pino Esposito, anziché parlare con l'accento napoletano, ha sbagliato e ha fatto un pizzico di pugliese. Per un attimo mi ha ricordato Kofi Kingston che quando parlava che aveva la gimmick da giamaicano, una volta si è dimenticato che aveva quella gimmick e ha infranto la gimmick, no? Ha infranto quell'accento. Nel 2009 mi pare che era successo. Comunque, Pino ha interrogato un appuntato di nome Marcellino che era balbuziente, quindi non si capiva bene cosa voleva intendere. Però intanto era l'unico che ha detto qualcosa a Pino, quindi Pino non aveva altra scelta. E quindi insomma, che dire, vedremo se Pino Esposito riuscirà pian piano a capire chi ha rapinato questa banca. Ovviamente noi tutti sappiamo che è stato il team di Epifarming perché stavano andando in bancarotta con l'azienda, quindi dovevano andare avanti in qualche modo. E poi, comunque, secondo me quello era balbuziente perché si era trovato uno dei volti principali del Bell barra Old Friuli, cioè Pino, perché comunque alla fine stiamo parlando di Pino che è comunque uno dei volti principali. Magari quello era un fan della serie e quindi si era emozionato, quindi ci sta. Comunque, hashtag Madonna San Gennaro, come dice Pino. Comunque, dopo abbiamo avuto anche una telefonata tra Happy Farming e Ilaria, con Ilaria che ha appena fatto una catchphrase pazzesca da mettere in ogni t-shirt, veramente, da farci anche una t-shirt, che ha detto Ilaria la boss di tutti gli shop, cioè pazzesca come catchphrase. Passiamo all'episodio numero 11, con Barbara che dormiva sopra le scale, era appollaiata sempre là, un happy farming che andando a vedere le sue condizioni ha visto appunto che stava dormendo e secondo me Happy Farming deve capire che Barbara meriterebbe o un aumento oppure delle ferie, di andare in ferie. Anche se con Barbara non è finita qua perché ci saranno altri discorsi da fare su Barbara, situazioni che sono successe particolarmente spinose. Infatti questo ci sposta all'episodio numero 12, un episodio numero 12 dove abbiamo avuto un incredibile colpo di scena con Ludmillo che lascia la farm per dare spazio alla sua carriera da allenatore su FIFA 23, quindi diciamo che supporteremo Ludmillo nella sua permanenza in Inghilterra, perché lui non dice Inghilterra ma dice Inghilterra, e quindi niente, un Ludmillo che comunque stava esaurendo in quella farm là, e la sua salute importante è molto, e la sua salute mentale, scusatemi, è molto importante, quindi diciamo che ho fatto un po' confusione con le parole. Quindi diciamo che è giusto che faccia quello che più lo renda felice. Tra l'altro, dopo bisogna vedere se ci sarà un sostituto che darà una mano a Leslie, perché Leslie poi nell'episodio dopo ha fatto più bordelli che altro. Fra l'altro mi piace molto la macchina di Ludmillo che ho usato in questo episodio. Ludmillo, hashtag Ludmillo migliore allenatore del mondo, hashtag vado a prendere il treno, hashtag non ho tempo per stare qua, hashtag Inghilterra. Passiamo subito, immediatamente, all'episodio numero 13, mi pare, 13, che è l'ultimo che ho visto, tra l'altro, perché poi so che ne sono usciti altri, ma ancora li devo recuperare. E qui Leslie l'ha fatta grossa. Innanzitutto io non sapevo che quel cavallo fosse l'ultima cosa che aveva Barbara in eredità dalla famiglia, quindi comunque aveva un legame molto importante con Kingston, cioè il cavallo, che Leslie ha ammazzato per sbaglio in questo episodio. Quel cavallo era addirittura la sua unica ragione di vita, però comunque Leslie mi deve spiegare come cazzo ha fatto ad arrivare sul fiume con un fottuto cavallo. Me lo deve spiegare perché non lo so, veramente. Non capisco come cazzo ha fatto fisiologicamente ad arrivare con un cazzo di cavallo su un fiume. Cioè, no, me lo deve spiegare perché Leslie io capisco che combina guai sempre e che fa più danni che altro, ma mi deve spiegare come cazzo ha fatto ad arrivare con un cavallo su quel fiume. Me lo deve spiegare perché io proprio non ci arrivo con la testa.
E comunque Barbara comunque mi ha fatto un'impressione abbastanza strana, particolare in questo episodio, perché ha detto, appena scoperto della morte del cavallo, di Kingston ha detto che vuole prendersi una vendetta. Vuole prendersi una vendetta, che è arrabbiato con Happy Farming e con Leslie. Però Happy Farming effettivamente non c'entra niente perché comunque lui era in farm quando è successo tutto questo, è stato Leslie. Però forse Barbara dice che è colpa di Happy Farming perché ha lasciato il suo cavallo con Leslie e magari Happy Farming doveva fermare Leslie e dire no, non andare. Sempre se Happy Farming si era accorto di questo, comunque una Barbara che a me sembra che diventerà la villain di questa serie. Ora, che cos'è un villain? In ogni serie, in ogni film c'è un villain, un cattivo, no? E c'è l'eroe, il protagonista, e poi c'è l'antagonista che è appunto il villain. E per me Barbara potrebbe diventare la villain di questa stagione, perché comunque i villain delle scorse stagioni che erano l'Inner Circle, Pino Esposito, i Samoani nell'ultima. Stavolta mi sa che la villain è proprio Barbara di questa serie, di questa nuova stagione. Quindi secondo me Barbara sarà la villain di questa serie, sarà la cattiva di questa serie, la malvagia. Perché Barbara, tra l'altro, questo è un problema per Happy Farming perché è una lavoratrice della Madonna, una delle più dure, una delle più staganoviste da quando è cominciata la serie. Quindi effettivamente per Happy Farming può essere un problema ora avercela contro perché comunque non hai più supporto in farma, ma chissà quale sarà la vendetta di Barbara, perché qui bisogna stare molto attenti fino a dove potrà spingere. Tra l'altro so che è uscito l'episodio della vendetta di Barbara, però non l'ho ancora visto, quindi lo andrò a recensire la prossima volta perché sarà un episodio molto importante, quindi non mi fate spoiler. Comunque sia, insomma, io sono troppo in hype per appunto il prossimo episodio che ancora devo vedere per problemi di tempistica, non sono riuscito a vedere ieri, magari me lo vedrò più tardi. Comunque, no, niente, che cazzo devo dirvi? Eh, cioè, Leslie ora deve capire che non può fare questi errori, perché però anche P-Farming, cioè, ha reagito in modo un po' troppo superficiale, perché invece che dire, io ora licenzio Leslie, perché lui con Leslie ha un bel rapporto, con Leslie ciao, perché si conoscono da una vita, però quello che volevo chiedermi io è, come mai Happy Farming, dopo aver detto quest'anno non ammette errori per nessuno, poi però lei si fa, cazzo, ammazza un cavallo, cioè, secondo me non è che ha tanto senso, che dico, si è un po' contraddetto Happy Farming con questa regola di essere troppo severo con i dipendenti, alla fine non lo è perché se lascia ancora Leslie così, per me almeno una sospensione per Leslie ci sarebbe, ma tanto per fargli dare una regolata, ecco. Più che altro, ora bisogna vedere questa situazione con Barbara perché per me Barbara farà molti danni perché adesso non lavorerà più a favore ma lavorerà contro, quindi c'è da stare parecchio attenti a questa situazione. Bene, noi ci vediamo quindi alla prossima con la prossima recensione del Friuli, magari aspetterò 2, 3, 4 episodi, vedremo come si metterà la situazione. Alla prossima!